contestazione è giustificata, la gente ha ragione, quando perdi 6 partite in casa in questo modo, ho detto prima Sabatino, ti puoi solo vergognare. Però di sicuro ci vergogniamo per i risultati ottenuti in casa, ma non per quello che ci abbiamo messo. Poi in questi momenti è giusto metterci la faccia. Parlerò con la società domani perché penso di prendermi tutta la responsabilità, come è giusto che sia, visto che questa squadra l'ho fatta io. È chiaro che quando succedono queste cose bisogna prendersi le responsabilità, rimettere tutto nelle mani della società e decidere assieme. No, non c'è una spiegazione, è inspiegabile. Cioè, sinceramente è proprio inspiegabile una roba del genere. Cioè, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma neanche loro stessi. Cioè, non credo che loro avessero dentro di sé solo l'idea di poter rifare una partita del genere. E questo è inspiegabile, ma da parte di tutti. Dopo che fai 2 partite così buone in trasferta e abbiamo l'occasione per rifare quello che avevamo fatto all'inizio, ecco, siamo ricascati nell'assolito e incomprensibile problema di quando giochiamo qua all'Esseneto. E anche da tecnico, anche se sono la prima esperienza, ma faccio fatica proprio a capire il perché possa succedere una roba del genere. Cioè, più di lavorare in settimana, essere meticoloso in tutte le cose, dall'A alla Z, non è che non si lavora, qua si lavora dall'A alla Z. Poi arrivi la domenica e sinceramente questo è un caso psicologico abbastanza forte. Non so, bisogna capire bene qual è la dinamica. Ha detto bene Peppino, parlerà con la società, ci parleremo e vedremo un attimo qual è, di individuare almeno il problema. Appena si individua il problema lo togliamo e magari si spera che le cose vadino come devono andare. Cioè, l'unica spiegazione è quella, non ho altre spiegazioni. Ma Vicente non ha mai giocato difensore centrale. L'altra soluzione era mettere uno della Beretti, ma tra uno della Beretti e Lovric, che magari è normale che l'allenatore dice gioca Lovric, ma non è che Lovric è stato il problema. Sto dicendo, se andiamo ad analizzare tecnicamente, sicuramente abbiamo concesso qualcosa. La mia scelta su Lovric era dettata proprio da una certezza che lui potesse fare una buona gara. Però quante volte io ho sbagliato le partite perché l'allenatore mi buttava in campo credendo che potessi fare bene. A volte è così, a volte è un terno al lotto. Oggi purtroppo abbiamo pagato delle disattenzioni veramente assurde, no? Fuori da ogni logica tecnica o tattico, e lì, ahimè, di cosa devo parlare? Devo parlare di una sconfitta clamorosa. Per quello che certo che la prossima partita in panchina non ci sarai. Non lo so, mi ha allontanato perché sono entrato in campo a dare il pallone. Adesso c'è un'altra regola, purtroppo mi devo far dire le regole perché non le so le regole. Cioè non si può entrare in campo a dare la palla all'arbitro. E quindi lui mi ha allontanato perché è un regolamento. Adesso andiamo a vedere i regolamenti, la prossima volta starò un po' più attento ai regolamenti. Poi è impossibile non entrare in campo qua, in un metro sei già in campo. Sì, vengo da 22 anni di calcio e quindi da 22 anni che, forse in 22 anni 10 volte i presidenti mi hanno chiamato come uomo spogliatoio per decidere le sorti di un allenatore. Quindi so come funzionano questi momenti e so come ci si viene fuori. Ci sono solo determinate situazioni, cioè io di allenatori che si dimettono, sinceramente perché cosa mi devo dimettere? Cioè non vedo in questo momento la motivazione per dire mi devo dimettere perché forse non ho in mano il gruppo o forse c'è qualcosa che non quadra a livello tecnico, ma non ci sono questi presupposti, perché io vedo i ragazzi tutta la settimana. O se mi dovessi accorgere che all'interno del gruppo ci fossero delle divisioni e alcuni magari mi stanno facendo la guerra e tutto il resto, in primis mando via quelli che fanno la guerra, in primis, se mi danno la possibilità. Se poi non mi danno la possibilità e vedo che ci sono determinate cose, forse i giocatori mi chiedono di andare via perché non credono più in quello che faccio, allora
magari potrei anche dire sì, mi dimetto, ma in questo momento io non voglio lasciare assolutamente la barca. Io l'ho presa come all'inizio e sapendo che avrei affrontato tempeste, perché quando sali su una barca mi avevano già avvisato, guarda ci sono tempeste, ho detto, va bene, qual è il problema? Io vado lì, affronterò le tempeste e nella tempesta l'unica soluzione che c'è per venire fuori è la calma, è la pace. Quindi io continuerò ad avere pace e tranquillità nel mio lavoro. Poi ovviamente c'è la società che se loro decidono di mandarmi via è un'altra cosa, sono due cose diverse e giustamente poi spetta a loro la decisione. Però per quanto mi riguarda non voglio mollare, non voglio lasciare il timone di questa barca, me lo so preso all'inizio e se mi danno la possibilità lo voglio portare fino alla fine. Tanto i conti si fanno sempre alla fine. Quali rimedi ci saranno, mister? Quali? I rimedi, rimedi Ci possono essere. ci potranno essere. Come ha detto Peppino, sicuramente ci sarà un Più che summit. tempesta, secondo me siamo nella sabbia mobile. No, perché? Perché? Noi saremo il terzo ultimo, forse. No, siamo quinti ultimi. Insieme a Catania, 16 punti, siamo in zona play-out col Catania a pari punti, perché l'Emmelfi ha 14 punti, gli altri hanno perso, quindi siamo ancora lì a lottare, quindi non è che siamo proprio nelle sabbie mobili. Sabbie mobili se eravamo a 5 punti come con la Lupa Castelli. Allora sì, se qualcuno da qui al 28 ha 7 giorni per riflettere, se qualcuno da qui al 28 capisce che le sue caratteristiche, quindi particolari comportamenti del carattere loro non si sposano benissimo con questo ambiente, con questo girone, non sopportano la pressione, e non è che c'è pressione, chissà che stiamo parlando, cioè, qua è uno stadio tranquillo, molto sereno, ti fanno lavorare benissimo, le pressioni vere sono altre e io l'ho vissuto in altri posti sbagliate, attenzione, le pressioni vere non è che sono giuste le pressioni che ho subito io con le contestazioni dove la gente alzava le mani e succedevano robe allucinanti, no, tutto sbagliato. Pressioni a livello anche un pochettino di dover vincere a tutti i costi, quella è la pressione. Certo, la pressione più grande, può essere poi devi vincere a tutti i costi, quindi io devo per forza vincere oggi, altrimenti, questa è pressione, la vera pressione. Il resto, altre pressioni, quelle sbagliate, non le devi neanche mettere in conto. Però credo che molto probabilmente qualcuno non è idoneo e non si sposa bene con questo ambiente. Quindi ho chiesto in maniera molto sincera e leale ai ragazzi che se qualcuno vuole andare via e non si trova bene qua, noi ascolteremo volentieri. Chi non vuole stare, ho detto per favore, se non volete stare, non vi piace Agrigento, non vi piace il Seneto, non vi piace come lavoriamo, non vi piace come vi stiamo trattando, allora siate onesti, cerchiamo di venirci incontro, volete andare in altre lidi a fare, e noi vi aiutiamo, vi lasciamo tranquillamente, ma da uomini, stiamo parlando di lavoro, quindi l'uomo è un conto, il rispetto, l'amicizia rimarrà per sempre, ma il lavoro è un'altra cosa, il lavoro se tu non stai bene con uno non è che devi stare per forza lì, porti poi disturbo agli altri, perché il tuo malessere, i tuoi sentimenti sbagliati condizionano gli altri, quindi saremo anche lì attenti a valutare come intervenire da quel punto di vista. Io continuo a pensare e non capisco come possa un giocatore, ok, un giocatore che ha l'unico lavoro, che è questo, l'unico lavoro che significa fare il calciatore, magari non guadagnano come guadagnavo io, ci mancherebbe, stiamo parlando di due dimensioni completamente diverse. Qui stiamo parlando, sì, no, dico, magari uno poteva pensare, no, tanto guadagno 500.000 euro all'anno, cioè, quindi che cavolo me ne frega se me ne vado di qua, tanto quei soldi ce li ho. Stiamo parlando di gente che comunque, e questo fa parte della nuova generazione, ne sono convinto, che la nuova generazione non ha questi stimoli, la nuova generazione non è, anzi, uno che guadagna poco, pochissimo, e ha fame di emergere, di arrivare a certi livelli, sinceramente è inspiegabile che uno li attacchi per mancanza di impegno. È qualcosa di inspiegabile. O significa, come dico io ai miei ragazzi, dovete cambiare lavoro. Che se non hai passione, se non hai amore, se non hai voglia di migliorarti nel tuo lavoro, significa che non stai amando te stesso. Allora qui è una questione di cultura.
allora lì entri in situazioni molto intime e personali. Quindi sicuramente la mancanza di impegno è una cosa gravissima per un ragazzo di 20 anni che devi spaccare il mondo, appena il mister ti dà la maglia da titolare, dici vieni, adesso non me la togli più. Cioè è questo che manca. Ma attenzione, io questo problema ce l'avevo pure negli allievi nazionali. Quindi significa che è un problema di nuova generazione. Ragazzi nuovi che non sanno che cosa significa il sacrificio, non sanno che cosa significa sudare e fare gavetta. Questo è il problema, perché molto probabilmente anche i genitori gli lasciano fare quello che vogliono. È tutta una catena. Quindi stiamo parlando, purtroppo, di generazioni un pochettino difficili. Siccome siamo tutti giovani, dobbiamo lottare pure su queste cose. Dobbiamo fare anche da educatori a volte. Però vedo che manca questa voglia, come si dice, no emerge, ma un po' di cattiveria, di rabbia, di cazzi, come volevo chiamare, è quello. Va bene per i giovani, però abbiamo visto per esempio, anzi non abbiamo visto il Madonia che ci aspettavamo. Madonia non è un giovane. Perché per esempio Madonia gioca così male? Perché onestamente gioca male. E questo, anche lì molto probabilmente è qualcosa di personale suo e lì deve essere anche lui in grado di dire a tutti perché questo deve parlare lui. Cioè noi non è che siamo qua a studiare, non è che sto a guardare se uno mi guarda, questo magari se tu sei riuscito a vederlo da là sopra, io dal campo non me ne accorgo, magari devo rivedere le immagini. Sì, no, devo rivedere le immagini, non so a chi tu ti riferisca, se c'è qualcuno in particolare che non fa questo. Quando sbagliano non guardano male. Però ascoltano, magari io gli dico, poi può essere anche una questione di anch'io non guardavo sempre l'allenatore, perché sapevo già quello che l'allenatore voleva. E quando sbaglio me lo sento ridire, ma so che devo fare quei determinati movimenti. Molto probabilmente fa parte del proprio carattere. Mister, una domanda che sembrava banale, ma prima di farli gol bisogna non prenderli, perché non ne prendiamo così tanti? Ha pensato lei a cambiare modulo, a mettere una difesa più forte? Perché dico, subiamo sempre questi 2 gol. Io ho visto, sinceramente oggi era noi abbiamo preparato la stessa partita che abbiamo preparato contro il Foggia, contro il Messina e contro il Lecce, dove noi abbiamo comunque subito poco, ci hanno tirato poco in porta, Foggia, Messina e Lecce, stessa cosa, identica. È lì che viene la mia arrabbiatura, perché mi arrabbio? Perché sono situazioni simili, preparate allo stesso modo e poi tu vai in campo e fai l'opposto. E lì è la questione. Perché? E lì devono rispondere loro. Lì possono rispondere solo i calciatori, perché non è che ho cambiato modulo. Ho cambiato un uomo perché si è fatto male un altro, ho messo questo a posto loro. Ma è la stessa identica formazione. Questa è la domanda che io mi pongo. Come mai abbiamo questi cambi di umore a livello calcistico? Non si capisce. Io cosa posso fare? Potevo giocare a 5. A 5 non posso giocare. Non ho giocato per giocare a 5 perché io credo che il nostro modulo sia quello, che abbiamo molto più equilibrio, l'abbiamo dimostrato all'inizio, ma non ho i giocatori per farlo. Oggi non ce l'avevo. Ma certo, ma figurati, io se non avessi la società che mi dà questa fiducia, ma ci mancherebbe. Sarei già da altre parti, conoscendo il calcio italiano e le dinamiche, sarei già da altre parti, ci mancherebbe. Io ancora di più sono più convinto che grazie al loro appoggio, che qua possiamo fare un lavoro eccellente se determinati elementi si mettono e si incastrano bene. Avete pensato a nuovi acquisti? No, penso proprio di sì, ci stiamo pensando insieme alla società, ma è già da 3 mesi che ci pensiamo. Però ripeto, il problema non è facile. Non è facile che un giocatore venga qua. Abbiamo già contattato, adesso per dire la verità, forse una decina di giocatori e su 10 solo uno forse ci ha dato la disponibilità, su 10. Quindi non è facile. Vi dico chiaramente che non è facile prendere i giocatori, portarli qua, fare scambi. Sarà un mercato molto difficile. Quindi io credo che va bene che ci dobbiamo rinforzare, però intanto dobbiamo essere molto equilibrati perché può darsi pure che non si riesca a fare determinate cose. E dobbiamo andare avanti così, fino alla fine.
senza lottare. Sì, purtroppo abbiamo fatto male, per questo ci dobbiamo solo vergognare per di oggi. È giusto che la gente critica, io colgo l'occasione per chiedere scusa a qualcuno se evidentemente ha preso un mio gesto come un'offesa, ma non è così. Chiedo scusa ai tifosi, sono venuto qui per questo. Mi dispiace, i tifosi però devono capire che prima di tutti siamo noi che ci rimaniamo male. Perché anche noi ora andiamo a casa, passeremo un Natale pessimo, purtroppo ho tutto il diritto di criticare venendo questa squadra, però è successo quello che è successo in tutte le partite in casa tranne quella col Foggia e il secondo tempo con Lecce. Non ci spieghiamo perché di queste prestazioni in casa così e fuori casa siamo tutta un'altra squadra. Purtroppo la gente vede questa squadra fuori casa che gioca a memoria e poi la rivede in casa stanca, che non lotta e quindi ha tutto il diritto di pensare male. L'atmosfera è brutta perché oggi volevamo dare un segnale a questo campionato, volevamo soprattutto per arrivare a 19 punti che era l'obiettivo che avevamo e non ci siamo riusciti. Ora il giro del ritorno è difficile, lo sappiamo, c'è da lottare, il mister ci ha comunicato prima che chi non se la sente di lottare può andare via. Io personalmente rimango perché credo che questa squadra si possa salvare. Mi dispiace per quello che è successo oggi. Chiedo nuovamente scusa a questi due tifosi perché erano due, se gli ho mancato il rispetto. Ripartiamo dal Benevento. Ora andiamo a casa. Questa settimana forse ci serve per riposarci un poco. No, ma non è che non è lecito, c'è poco da dire. Il mister prepara la partita tutta una settimana, poi noi andiamo in campo e non facciamo quello che lui ci chiede, quindi cosa ci ha detto? Ci ha detto che dovevamo entrare in partita perché ancora non l'avevamo fatto, gli abbiamo regalato un tempo, 2 gol, poi è difficile recuperare, addirittura poi ti sbilanci, prendi pure il terzo. È difficile con tutti, è difficile col Foggia, col Melfi, con la Lupa Castelli, se non ci sei con la testa è difficile con tutte le squadre. Sappiamo perfettamente, non è per mancanza di rispetto nei confronti di quelle stanno lì, ma il Catania sicuramente non fa parte di quel gruppo per il mio modo di pensare, di conseguenza gioco forza dobbiamo fare la corsa su altre squadre. Oggi era una partita per noi fondamentale, al di là della prestazione, al di là della personalità che abbiamo messo in campo, ci tenevamo perché tornare a rivedere è un periodo che abbiamo fatto delle buone partite, almeno io analizzo le mie 4 partite, contro squadre importanti e siamo sempre usciti dal campo a testa alta. Quando prendi gol dopo vai un po' in sofferenza, indubbiamente sapevamo che giocavano così, avevamo visto un po' di partite, sapevamo che erano molto bravi in queste palle lunghe, però dietro siamo stati molto bravi, forse il primo tempo troppe punizioni, troppi calci d'angolo. Abbiamo preso un pochettino troppo, vuol dire che dobbiamo migliorare su determinate situazioni. Poi abbiamo dovuto fare un cambio forzato subito dopo pochi minuti e questo ha condizionato un pochettino perché noi non siamo abituati a questo caldo. Tranne il secondo quarto che abbiamo subito 32 punti se non mi sbaglio. Allora, loro hanno fatto una grandissima partita in attacco giocando in tranquillità. Hanno giocato il secondo quarto con 4 piccoli che poi hanno continuato comunque a farlo nel secondo tempo, però poi ci siamo adattati. Hanno aperto tantissimo il campo, quindi non riuscivamo a chiudere le spaziature bene. Non siamo riusciti a giocare con ritmo in attacco e in difesa non facevamo il nostro lavoro. Poi per fortuna nel terzo e il quarto quarto abbiamo capito un po' bene cosa fare, Franco ci ha spiegato un po' cosa dovevamo fare e le abbiamo tolto un po' di ritmo a loro in attacco, sicuramente che hanno tantissimo talento. La nostra chiave, lo dico sempre, continuo a dirlo sempre, è la nostra difesa. Abbiamo subito 32 punti in un quarto e poi siamo riusciti a tenerli, non so come è finita la partita, ma hanno fatto credo 30 punti nel secondo tempo. Quindi la chiave sarà in difendere tanto, aiutarci tantissimo nelle rotazioni e poi abbiamo trovato un po' più di ritmo in attacco nel secondo tempo. Per fortuna Sacca ci ha fatto le sue bombe che ci danno un po' nel momento importante un po' di ossigeno. Però noi non abbiamo un solo giocatore che può fare dei punti nel momento importante, abbiamo una squadra e questa è la nostra forza. Il ritorno di Piazza quanto è stato importante per la forza? È importantissimo perché lui ci toglie tanta pressione, ci fa giocare più rilassati. Comunque abbiamo dimostrato in questi mesi che senza lui siamo riusciti comunque a fare grandissime cose.
però con lui in campo ci dà solidità, ci dà tranquillità in difesa e recupera tantissimo il pallone, possiamo magari correre di più in contropiedi, quindi ci dà più serenità. No, paura no. No, paura no, rispetto sicuramente sì, perché comunque loro non stanno attraversando sicuramente un buon momento. Però sappiamo la qualità che ha questa squadra. Loro hanno tantissimo talento, sia con gli esterni, sia dentro con i lunghi. Quindi paura no, rispetto sì, e mi fido tanto del nostro lavoro, quindi credo in quello che facciamo. Il ricordo più bello che hai? Ricordo... Allora, io l'altro ieri Marco mi ha chiesto, parlavo un po' dei playoff, della finale persa contro Torino, e mi ha detto rifaresti tutto di nuovo? Io ho detto di sì, ovviamente, perché comunque abbiamo fatto un'esperienza fantastica. Quel mese e mezzo lì ci ha dato tantissima esperienza e consapevolezza dei nostri mezzi. Per fortuna siamo riusciti a chiudere con una vittoria davanti al nostro pubblico, quindi contento per questo risultato. Allora, il nostro obiettivo principale è quello di qualificarci, l'ho detto un sacco di volte, l'ha detto Franco, la società, sì. Poi può succedere di tutto, cioè i playoff è un altro campionato, può succedere di tutto. Come ho detto prima, io mi fido, la squadra si fida dei nostri mezzi, stiamo facendo un grandissimo campionato, stiamo giocando molto bene. Però andiamo piano piano, ora il nostro obiettivo è qualificarci per la Coppa Italia. Poi più in là vedremo cosa succederà. Due partite diverse. Primo tempo dove siamo riusciti a giocare, avevamo ancora energie, siamo riusciti a stare in campo con grande energia, con grande intensità. Terzo e quarto quarto che ci ha visto piano piano spegnerci un pochettino col passare dei minuti. D'altronde questa squadra ha delle difficoltà, delle problematiche che ci portiamo dietro e non c'è nulla da fare. Non abbiamo la possibilità di tenere in campo per troppo tempo e così a lungo Freeman, che ha fatto i primi due quarti in un certo modo, il terzo e quarto decisamente in maniera diversa, dove continua a soffrire le problematiche che c'ha. Quindi noi adesso siamo riusciti a riaverlo in squadra, ma lo stesso Spinelli, abbiamo due giocatori che sono decisamente ancora in grande difficoltà dal punto di vista della forma fisica in senso assoluto e della possibilità di poter spingere per tanto tempo, quindi non hanno tantissimi minuti e abbiamo cercato di preservarli il più possibile per averli più freschi nei momenti decisivi. Siamo arrivati decisamente invece un po' sulle gambe nel momento in cui c'era da decidere la partita, messo delle regole che conosciamo abbastanza bene. Io poi con Franco ci avrò giocato almeno non so quante volte, quindi conoscevo quali sono le sue, diciamo, idee e sapevamo benissimo quali erano i loro punti di riferimento. Siamo riusciti a creare difficoltà non solo in difesa ma soprattutto in attacco, attaccando dove ritenevamo loro un po' più deboli. Però ripeto, fino a che siamo riusciti a stare sullo stesso livello dei nostri avversari dal punto di vista fisico. Terzo e quarto quarto hanno alzato tantissimo l'intensità difensiva e noi abbiamo sofferto in maniera spaventosa. Niente, siamo entrati un po' spenti. Poi abbiamo fatto anche qualche errore magari un po' più che solitamente non facciamo e questo magari ha permesso a loro di avere anche, soprattutto hanno avuto delle buone percentuali, soprattutto nel secondo quarto. Ho visto tiri da tre, hanno fatto, insomma, il secondo quarto è stato forse quello da loro il migliore. Scott ci teneva a fare bene, anche se comunque ha sempre giocato bene, però ovviamente poi oggi ho saputo che c'erano anche i genitori, quindi magari anche questo è stato uno stimolo in più per lui per fare bene. Tutte le partite che vinciamo, che facciamo, sì, appunto ti dicevo, cioè, la nostra caratteristica è la difesa, quindi magari nel secondo quarto, come giustamente dicevi tu, non siamo riusciti a mettere l'aggressività che noi solitamente ci mettiamo. Poi una volta che ci siamo ripresi, appunto, abbiamo iniziato a difendere come si deve, di conseguenza anche in attacco le cose diventano molto più facili.